Si chiama moneta, ma lo è solo di nome, non ha nulla a che vedere con il baratto e quello che si sa è che è un'unità di misura che viene affiancata alla moneta unica, l'euro, e che viene utilizzata in determinati contesti da persone o esercizi commerciali che decidono di aderire ad un determinato progetto. Dopo l'esperienza consolidata della BIR in Svizzera, approda a nord-est Venex, la moneta complementare per il Veneto, uno strumento finanziario istituito per dare un'alternativa agli imprenditori alle prese con mancanza di moneta, liquidità e riduzione dei prestiti bancari. Questa è una moneta, diciamo, virtuale, solo che può essere utilizzata per lo scambio fra aziende per l'acquisto e la vendita di beni e di servizi. Quindi non c'è una moneta cartacea o di metallo da utilizzare, semplicemente ci sono dei conti e delle compensazioni di credito fra aziende, quindi uno vende e acquisisce crediti e con quei crediti compra nel circuito e li spende. Con questi crediti si tiene un bilancio parallelo in moneta complementare, chiaramente essendo transazioni si pagano le tasse come se fosse una transazione in euro, semplicemente viene utilizzata una valuta diversa. Ma come funziona? L'esempio classico di un'azienda che fabbrica maglioni e che maglieria e che vende nel circuito a un'altra azienda che commercializza maglieria una parte della propria produzione, perché ovviamente non si può pensare a tutta la propria produzione, ma una parte del proprio fatturato prestabilito in moneta complementare, ricavandone un credito spendibile nel circuito, magari acquistando il filato da altra azienda con la quale paga il proprio debito in moneta complementare. La cosa che preme sottolineare è che non si tratta di un'alternativa al sistema creditizio attuale. Potenziali beneficiarie saranno le piccole e medie imprese regionali. Il sistema permetterà loro di risparmiare liquidità in euro e costi di finanziamento, oltre che aumentare le proprie vendite. Si chiama Venex, che sintetizza un po' le due parole Veneto ed exchange. È una moneta che si affianca, diciamo, a quella che è la moneta legale tradizionale e non è in competizione assolutamente con quella che è l'attività degli istituti di credito, i quali comunque continueranno a finanziare, speriamo un po' di più di quanto non stiano facendo adesso, le imprese sulla base, insomma, delle loro valutazioni di merito fiduciario.